Francesca Bonilli, chef. Sì. È vero? È vero. Allora, vero. se mi racconta un po' della sua storia, velocemente. Nipote di Stefano Bonilli, che era l'ex direttore del Gambero Rosso. Ah, Un amore da quando ero bambina. Avevo il mio ristorante a Cagliari per 7 anni, Carrage Sezzigorru, è chiuso. come mai? Diciamo che non volevo un socio al 70%, che era lo Stato. E sono andata in Asia, Vietnam, dove ho trovato... Dove si mangiano gli scorpioni caramellati? Sì, ma io ero in un ristorante italiano dove ho portato la nostra cucina sarda. Ed è stata... È stata apprezzata soprattutto dai giapponesi. E niente, adesso lavoriamo su una fusion Sardegna-Vietnam, Asia al completo, con le nostre carni e i nostri prodotti e la loro base cucina. Viene su una cosa spettacolare. Non smettiamo mai di imparare. Asco, Francia, ti posso dare del tu? Sì. Sì, certo. Asco, come mai sei qua ad Isolo? Sono qua ad Esilo perché il mio migliore amico è desulese. Quindi ci ha proposto da un paio di anni, facciamo questa rassegna, ci siamo innamorati dei desulesi e siamo qui in questo meraviglioso paese. Quindi tu vieni qua in occasione della festa della montagna. Assolutamente. E che cosa è proposto? Chiaramente ci teniamo sui piatti tipici, abbiamo fatto dei malloredus alla desulese, della fregola con i funghi e la salsiccia, abbiamo fatto il formaggio arrosto nostro tipico sul pane desulese. E la polenta che con questo freddo ci va bene, da servire con i nostri formaggi che sono quelli desulesi. Questo è mio marito. Luca. Che ha offerto da bere fra tutte queste ciance? Acqua. Ascolta, e la passione per la cucina quando è nata? Da quando ero bambina. Preferivo la cucina alle bambole. Qual è il tuo piatto forte, il piatto che piace di più a te e quello che piace di più ai clienti? Io amo lavorare la pasta fresca, la pasta ripiena, il nostro pesce, l'italianità nel pesce lo lavoriamo benissimo, molto semplice però si può fare tanto. Amo tutto quello che è la cucina, non i dolci perché secondo me sono due campi totalmente diversi. Cucina quindi per te è soprattutto una passione? Sì, è una passione, è un amore più che una passione. È un mestiere difficile o facile? È un mestiere molto difficile, io credo che sia il mestiere più difficile che abbiamo. Molto duro, ma è una droga. Quindi ora se qualcuno volesse conoscere la tua cucina o assaggiare i tuoi piatti, indipendentemente da Desolo... Trova su Facebook, io faccio anche dell'home restaurant, per cui chi mi vuole mi cerca. Quindi potresti organizzare magari una festa, una cena? Qualsiasi cosa, completa disposizione. Perfetto. Allora, prima di chiudere però, magari può interessare anche a mio figlio, una ricetta veloce, semplice, ce la suggerisci? Sì, possiamo proporre delle trofie fatte in casa con una base di tonno fresco. Perché io ho una casa Carloforte per cui amo molto la cucina carlofortina. Mio figlio è stato all'ultimo girotonno. Ok. Quindi tonno fresco, olive, capperi, bagnati col vino bianco, saltata in padella la pasta con un pochettino di burro, scolata, pecorino e una grattugiata di limone fresco, prezzemolo e je sais faire. Il pranzo è servito. Grazie, buon appetito. Ma anche un po' di lingua del Vietnam hai imparata? Lui, quello è bravo lui. Adesso intervistiamo anche tuo marito. No, io poi... No, perché parli un po' di lingua vietnamita? Come mai? Ma perché io... Aspetta, come ti chiami prima di tutto? Luca. Luca? Cannas. Perché io ho viaggiato tantissimo, io dall'età di 18 anni che vivo fuori dalla mia terra. E quindi prima ho imparato l'inglese, poi lo spagnolo, poi dopo il thailandese. Perché io penso che quando tu vai a vivere in qualsiasi paese devi per forza abbracciare e conoscere la gente, l'unico modo per farlo è imparare la lingua. Cioè se qualcuno praticamente ti manda a quel paese tu devi essere consapevole. Hai girato tanto, ma che tipo di lavoro facevi? Ma io ho fatto di tutto, io ho portato pavimento in legno, ho
ho venduto textile, cotone e mi sono sempre arrangiato. Io adesso sto qua perché c'ho mamma che sta veramente male, demenza senile. E dove abiti? Quindi sono stato costretto, siamo Vivete a stati Cagliari? costretti a rientrare, sì, viviamo a Cagliari, la mia città è bellissima, l'adoro. Ma tu sei proprio di Cagliari? Quartuccio, Ah, di Quartuccio. una bella vita. Ascolta, nelle tue esperienze, Siete quindi... mai stati a Quartuccio? Beh, io La sono Parigi. soprattutto a Cagliari ho studiato. Ascolta, E tuo figlio invece chi è? un attimo, adesso Poi mi dici. parliamo di voi. Puoi fare l'editing. Stavo dicendo, no, io lascio tutto intatto così com'è, Mamma mia. quello che succede è tutto spontaneo, altrimenti c'è il trucco, non ci deve essere il trucco. La scelta è, io ho speso tanto tempo nel pensare che la mia potenzialità è portare la Sardegna al di fuori di questo mare. Ah, Mi sto sforzando, sto cercando, anche se per dire la verità la burocrazia, fondamentalmente se uno ha anche un capitale da investire in questa terra è veramente difficile, ma veramente difficile riuscire Certo. a realizzare il sogno. ascolta, nei paesi in cui sei stato, qual è il posto dove insomma ti sei realizzato meglio e hai avuto più soddisfazioni? Ma fondamentalmente l'Inghilterra, Ah, sì, io adoro gli inglesi, hanno una mentalità meravigliosa, molto meritocratici, dove la meritocrazia regna, cioè se tu meriti ottieni. Qua la meritocrazia ha distrutto l'Italia, ha distrutto il nostro paese, l'assenza di questa cosa fondamentale. Se sei bravo ti pago, se sei il figlio non ti do niente. capito. E gli inglesi sono così, sono molto meritocratici. Ascolta, invece, 2 battute sul Vietnam. Bellissimi, è un popolo che ha Come mai sofferto siete tanto. finiti lì? Come mai Voi sapete che i vietnamiti hanno fatto quasi 80 anni di guerra. Sì, abbiamo manifestato E anche contro la guerra. Non sono mai stati così male, così come nel periodo dell'embargo, che è l'ultimo periodo, prima da adesso, perché adesso hanno firmato il WTO, quindi si sono aperti completamente, è diventata un'altra cosa, è un po' come la Russia, la perestroica è così. Ascolta Luca, purtroppo non possiamo trattenerci ancora, No, vai. ancora di più, però hai un sogno ancora nel cassetto? E più di uno. E per esempio che cosa? Te ne dico uno. Uno soltanto, dai. Riuscire a portare i valori della mia terra al di fuori, perché magari queste cose che noi diamo per scontate sono eccellenze da qualche altra parte. Quali sono le cose dei sardi che potrebbero piacere di più? Ma non so, io miro molto alla coltivazione, alle culture fatte dalla terra, dalla nostra terra, dai nostri grani. Il pane. Noi, i nostri grani, noi abbiamo i grani più vecchi del mondo, le semenze più vecchie del mondo. Vabbè, allora- non sto qua adesso a spiegarti, però queste cose No, ma ho capito. sono eccellenze primarie che molta gente la ricerca. Abbiamo un po' i bastoni fra le ruote per portare avanti un po' tutto quello. Ma voi avete un progetto Guarda adesso? che noi qua noi potremmo lavorare, noi sardi, tutti, senza. Noi adesso ti racconto una cosa, abbiamo depositato un marchio per un nuovo tipo di panino Ah, che si chiama Sugebabu, che è il kebab sardo, e cioè? fatto con il pane desulese, con il nostro maiale tagliato slice, marinato nelle nostre erbe di montagna, la cipolla, e la salsa è fatta su casa Gedu, sempre con le erbuzze di montagna, quindi il timo, rosmarino, mirte, eccetera, con la salsa di peperoncino. Spettacolare, io vi auguro i migliori auguri perché questo Grazie. si avveri. Il titolo del video sarà su Gababu. Perfetto. Sarde, va Siamo bene. Perché no? felicissimi. E viva la Sardegna! Eia. Forza Varisi, sempre, anche se l'hanno Grazie. distrutto.